Sì, oggi io ho pagato questa mattina l'importo di 7.341,81 di bolli che una volta erano tassa di circolazione, oggi sono tassa di possesso, ma il possesso di un bene che è rimasto fermo per 8 mesi. Mezzi come bus turistici da mesi fermi, eppure i bolli di circolazione di questi e altri veicoli, vedi di scuolabus, vanno comunque pagati. L'amara analisi di Adriano Battistuzzi, titolare dell'omonima azienda di autoservizi, che spiega anche come i ristori messi a disposizione dalla Regione Veneto, complessivamente 18 milioni di euro destinati a specifici settori colpiti dalle restrizioni, tra cui proprio quello del trasporto persone, abbiano solo in parte mitigato le perdite subite. Ci troviamo ad avere come aziende circa 1.350 euro di beneficio a fronte di bolli che io pago in un anno circa 25-26 mila euro, su mezzi che non stanno rendendo niente. Alla Regione quindi un appello. Almeno dove potete, e qui si può fare una sorta di bonus per il periodo che siamo rimasti fermi, non di sospendere, di annullare la tassa di circolazione. Situazione drammatica, quella di ristoratori e baristi penalizzati in questi mesi di chiusure e riaperture parziali. Le nostre aziende ormai sono ridotte all'osso, hanno i conti in banca svuotati e il decreto sostegno che doveva essere approvato in settimana sembra che slitterà ulteriormente. Pensare di dover stare un mese senza lavorare fino a dopo Pasqua, come si vocifera, e in più non avere neanche la possibilità di avere liquidità prima di fine aprile, inizio maggio, inizia a essere veramente problematico per tanti.